Benvenuti, sono Luciano Larivera, dirigo questo centro culturale, sono un giornalista, sono anche l'assistente regionale dell'UXI, dell'Unione Stampa Cattolica Italiana del Friuli Venezia Giulia. Con me ve lo presento subito l'avvocato professore Guglielmo Cevolin, è professore aggregato di istituzioni di diritto pubblico all'Università di Udine, docente supplente di diritto dell'informazione e dei media e diritto dell'informazione e della comunicazione. Insegna anche legislazione dei beni culturali alla Scuola di specializzazione post laurea di beni archeologici e beni musicali all'Università di Bologna. È avvocato cassazionista, è vice direttore del Master universitario di primo e secondo livello di Intelligence e Tecnologie dell'Informazione dell'Università di Udine per le materie di diritto e geopolitica e intelligence e diritto. È referente anche per l'Università di Udine della rete universitaria per la pace nell'ambito della conferenza dei rettori dell'Università Italiana. Presiede il gruppo culturale che lui stesso ha fondato, Istoria, gruppo studi storici e sociali di Pordenone dal 2014, coordina anche il Limes Club di Pordenone, di Udine, Venezia dal 96. Con lui abbiamo anche collaborato anche per il Limes Club in altre iniziative culturali sui temi della Cina. L'istoria ogni anno presenta un corso, forse il più antico, anzi sicuramente il più antico di geopolitica in Italia. È anche vicepresidente della sezione regionale del Friuli Venezia Giulia e della SOCINT, che è la Società Italiana di Intelligence, ed è socio onorario anche del Circolo della Stampa di Pordenone. Come dicevo, sono giornalista, ho lavorato 12 anni alla Civiltà Cattolica, mi ho laureato in economia aziendale alla Bocconi. La mia tesi di laurea che discussi nel 92 era sull'intelligenza artificiale, su un programma di intelligenza artificiale che erano i sistemi esperti, cioè di software che servivano per riuscire a dare consiglio, a affrontare problemi decisionali in ambiti molto ristretti. La tecnologia dell'intelligenza artificiale ovviamente si è molto sviluppato, ha avuto vari cicli. Quello, diciamo, alcuni dicono che è stato il secondo ciclo che in qualche modo si è spento, però continuavano a essere applicazioni. Quel tipo di intelligenza artificiale prevedeva che il programmatore doveva intervistare le persone esperte e fare in un programma qualcosa per cui, mettendogli delle domande, delle richieste, era in grado, dei dati, era in grado di simulare la decisione o quello che faceva una persona esperta in quell'ambito. Quindi potevi farlo nella manutenzione di una macchina, in un consiglio finanziario e così via. Pian piano però si sono sviluppate altre tecnologie, le reti neurali e poi tutta una serie di altri programmi per cui è stato possibile a fare sì che la macchina apprendesse dall'esperienza con l'utente o apprendesse, quindi a trattare con l'utente, o apprendesse da dati che l'utente in qualche modo dà, dati che come vediamo possono essere anche testi, numeri, dati, informazioni da altre fonti, in maniera tale che questi programmi possano trovare delle correlazioni, trovare degli elementi di casualità strani e così via. Quello che c'è nell'intelligenza artificiale, diciamo, negli ultimi 10 anni e anche di più, è che siamo davanti al fenomeno della grande ricchezza di dati. C'è stato un boom di dati, la possibilità di conservarli col cloud computer, tutta una serie di sistemi per raccogliere dati e informazioni. Pubblichiamo ogni anno una quantità incredibile di informazioni che sono presenti su internet, informazioni più o meno di qualità. In più abbiamo sviluppato in questi anni una capacità di calcolo incredibile e in previsione, se si svilupperanno i computer quantistici, sarà possibile ulteriore capacità di calcolo, magari per programmi di intelligenza artificiale mirati per certi specifici problemi. Noi ne parliamo in termini di, sotto molti aspetti dell'intelligenza artificiale, però il nostro profilo è quello deontologico, come vedremo poi meglio col professore, e quello del tema del giornalismo. Però il tema dell'intelligenza artificiale sta riguardando tutto il sistema del lavoro, della produzione anche culturale e così via. Oggi è uscito un articolo su Sole 24 Ore su una relazione, una ricerca che ha fatto Accenture, un grande gruppo di consulenza che produce anche prodotti di intelligenza artificiale e che riferisce che il 40% delle ore di lavoro sempre più dei professionisti sarà influenzata dalle relazioni in qualche modo con l'intelligenza artificiale. E secondo loro almeno 9 milioni di lavoratori italiani dovranno riformarsi nei prossimi 10 anni per conoscere anche avere anche queste competenze digitali in programmi di intelligenza artificiale. Per inquadrare, quindi, a me interessa
Ovviamente ne parleremo in maniera integrata, però sono tre prospettive diverse. Quindi il giornalismo di per sé non finisce, salvo che non finisca la democrazia. I giornali, quindi gli editori e i giornalisti. Quindi solo per inquadrare, quindi il giornalismo in qualche modo può usare moltissimo l'intelligenza artificiale per studiare fenomeni molto complessi, per cui ad esempio dati della pubblica amministrazione, dati della politica, della sanità, dati che vengono dai satelliti, dati che possono venire da un giornalismo che usa droni, ha bisogno di rielaborare tante informazioni e così via. E poi vedremo che tipi di e quindi in qualche modo per migliorare la produttività, produci più notizie di un certo tipo, fare sì che il giornalista si concentri più su alcune attività di qualità e altre, come dire, automatizzabili possono essere delegati alla macchina. C'è il problema dei giornali, dell'editore, perché i giornali sono in competizione, devono comunque pensare a vendere il loro servizio e l'attenzione comunque, non ne ho parlato ma riguarda tutti e tre, il lettore. Alla fine bisogna fare sì l'interesse del lavoratore, ma anche l'interesse del lettore, che abbia un'informazione accurata, trasparente, leggibile, fruibile, ma che sia vendibile, in maniera tale che l'editore sa, anche con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, di personalizzare la sua offerta, venire incontro alle esigenze del lettore, fidelizzarlo, riuscire a ottenere di vendere non solo pubblicità quando uno consulta una pagina o vede un video, ma che possa abbonarsi, acquistare. E quindi il lavoro comunque è coinvolto in molti modi e avrà un impatto sul lavoro, nel senso che può qualificarlo, possono essere giornalisti che non riusciranno a seguire questo trend e quindi la grande sfida, ci sono tre espressioni che adesso vi cito, che ho trovato in interviste, è capire come qualificare il lavoro con questo fenomeno non solo della grande rivoluzione digitale, ma anche delle potenzialità e dei rischi, del pericolo, delle opportunità che dà l'intelligenza artificiale. Quindi da un lato si dice non è il robot che ruberà il lavoro ai giornalisti, ma occorre comprendere come usare l'intelligenza artificiale, che adesso proverò a definire, per migliorare il lavoro giornalistico e la qualità delle informazioni offerte ai lettori. Perché alla fine un editore che offre un'informazione non puntuale, non abbondante, secondo le esigenze dell'utenza, probabilmente l'utenza troverà un altro giornale. Quindi c'è comunque un aspetto di concorrenza, di forte dinamismo. Dall'altro c'è una battuta che può sembrare feroce, però dice qualcosa comunque di vero. Questo qui è un professore della London Business School che presiede un think tank che si chiama Polis, poi vedremo, si chiama Charlie Beckett. Dice, se è così facile rimpiazzarti, non dovresti fare il giornalista. Okay? E dall'altro, questo l'ho detto in un'intervista a Andrea Romanini, che è il direttore della SIS, sapete alla SIS si studiano tutti questi temi, oltre al giornalismo scientifico, anche l'Università di Trieste ha creato tutto un settore proprio sull'intelligenza artificiale, di studio, di specializzazione. Non sarà l'intelligenza artificiale a rubarti il lavoro, ma un uomo che usa e sa usare l'intelligenza artificiale. Allora, da un lato, al di là appunto, c'è il giornalista che deve, dico il giornalista, il giornale, l'editore, il gruppo redazionale, capire come sta usando l'intelligenza artificiale, come usarlo, quindi avere una visione strategica, la formazione, soprattutto per i nuovi che entrano nel mondo delle comunicazioni, come conoscere i tantissimi prodotti che si sviluppano, avere una visione strategica, anche adattiva, ma non di rifiuto, perché il rifiuto taglia via opportunità e gli altri vanno avanti e quindi non è qualcosa che... Però ovviamente occorre anche una riflessione etica. Quindi se il giornalismo ha la questione di migliorare la qualità del lavoro, non perdere il posto del lavoro, ma gli stessi temi dell'intelligenza artificiale che sono così pervasivi sono un oggetto di studio e di indagine degli stessi giornalisti. Faccio l'esempio, avete forse sentito di questa applicazione che si chiama Replica,
che è stato bannato dal garante della privacy, perché anche i ragazzi potevano entrare in dialogo con questo programma di intelligenza artificiale che ti dava consigli, ti chiedeva come stavi, ma con la capacità di intelligenza emotiva, chiamiamola intelligenza tra virgolette. O esiste prega.org, si simula un consiglio spirituale dato da Santa Rita, da Padre Pio e così via. Tutta una serie di cose. Ci sono tutta una serie di questioni di sicurezza, di cybersicurezza. Col fatto che si può clonare la voce di una persona, arrivano magari messaggi vocali su WhatsApp dove ti dice: ciao papà, sono Luciano, se ti dicevo che ero in Colombia, mi hanno arrestato, mi serve che tu paghi la cauzione, ma con la tua voce, con la mia voce. Negli Stati Uniti hanno contato un paio d'anni fa più di 30.000 casi, con milioni di dollari che sono andati. Quindi c'è tutta la questione della sicurezza dei minori, di tutte le questioni etiche, di abusi che si possono fare, e li accennerò. Allora, cosa si intende per intelligenza artificiale? Non c'è una definizione. Da un lato sono tutte le discipline che se ne occupano, dalle scienze dei dati e così via, dalle scienze della programmazione, tutto quello che volete. Da un lato c'è una definizione, diciamo, molto più generica che però ci aiuta, che è l'insieme, la collezione di idee, tecnologie, tecniche che si riferiscono alla capacità di un computer, di un sistema informatico, di realizzare compiti che normalmente richiedono l'intelligenza umana. Allora, dal punto di vista giornalistico, per noi è importante capire che siamo dentro un fenomeno complesso, ma anche che si autoalimenta anche dal punto finanziario con rischio di bolle. Potranno esserci anche bolle speculative, ma anche quando ci furono le bolle speculative delle società di informatica all'inizio del 2000, comunque cambiò il mondo. Molte fallirono, molte si affermarono. Ci sono società come Nvidia che produce chip per intelligenza artificiale che ha superato la capitalizzazione in borsa di 1.000 miliardi di dollari, quindi ci sono flussi di investimenti per start-up e così via. Forse molti saranno persi, ma capita, però non pensare che sia solo bolla, però sapere quando si toccano questi temi che c'è dentro fenomeni anche di autopromozione. Nel momento che uno che produce intelligenza artificiale lancia l'allarme, l'intelligenza artificiale può creare problemi all'umanità, è uno che comunque dice: io voglio che la società poi compri i miei prodotti, voglio dialogare in maniera tale che ci siano codici interni della nostra professione, regolamenti, regole come gli Stati Uniti hanno fatto, in maniera tale che io possa avere la reputazione, il controllo per cui i miei prodotti sono riconosciuti perché accetto le regole e gli altri no. E quindi sapere che il dibattito, la riflessione etica, anche teologica, serve a fare una comunità che possa vedere le potenzialità, i limiti, i rischi. La stessa Unione Europea, come sapete, sta elaborando un regolamento sull'intelligenza artificiale, sui rischi dell'intelligenza artificiale, quali sono le cose vietate, poi ci sarà tempo, lo prenderemo, ma non si può fare tutto, scusate. E anche un regolamento e poi una direttiva riguardo alle responsabilità per danni civili da parte di un programma di intelligenza artificiale. Quindi siamo dentro un grande fenomeno. Non farsi prendere, si parla di intelligenza artificiale forte, ma anche questo sono definizioni che possono essere comprese in un modo o nell'altro, però quando si pensa a quei robot, a quelle realtà che simulano in tutto un comportamento umano, non esistono. Nei film sì, però siamo lontanissimi da questo e non è detto manco che sia auspicabile. E poi c'è quella stretta o debole, viene chiamata. Quindi quei singoli programmi che fanno certe cose in uno specifico ambito. Quindi probabilmente la cosa più importante per un giornalista, proprio per non alimentare in sé la difficoltà di comprendere il fenomeno e di non, come dire, vendere qualcosa che è così confuso e alla fine uno non sa manco di cosa parla, capire di cosa sta parlando di programmi, di algoritmi, più di fogli elettronici che di robot semoventi che parlano, corrono, scherzano. Programmi veramente di computer. Quindi parliamo di macchine. Quindi quando usiamo intelligenza, rischiosa, una macchina non pensa, una macchina non sente. Se noi proiettiamo questo a una macchina, alla fine ci mettiamo in dialogo con una realtà che non pensa, ma elabora dati secondo procedure che o ha appreso o io gli ho in qualche modo insegnato a fare.
ma dobbiamo stare attenti che se io delego alla macchina le decisioni, i processi di analisi critica, il mondo mio emotivo, chiedendo alla macchina di dirmi quello che fa, alla fine lei penserà al mio posto, ma io voglio pensare come la macchina. Quindi la macchina non pensa, simula, può anche dissimulare se vuole ingannare. E quindi c'è il problema quando ti interfacci, soprattutto in internet o con una macchina, sapere che ti stai interfacciando con una macchina. Quando leggi un articolo è giusto sapere chi l'ha fatto e se è stato scritto da una macchina sapere il ruolo dell'uomo dentro. Quindi si dice il giornalismo nel loop oppure fuori dal loop. È fatto tutto in automatico, qualcuno revisiona. E come riguarda anche per i sistemi di arma autonomi, cioè l'uomo sopra in qualche modo supervisiona on the loop, in the loop, cioè l'ultima decisione dell'uomo, appunto dei rischi. Può essere un piccolo sistema di prenotazione viaggi, cioè lo fa la macchina, se ci sono guasti io intervengo dopo, ma sono cose una realtà come ChatGPT, come vedremo col professore, ha tutta una serie di conseguenze sulla privacy, sulla trasparenza e così via. No. E nel mondo del giornalismo sono tantissimi i programmi. Di solito si cerca di mettere, raccoglierli in tre ambiti, tre funzioni. Raccolta delle informazioni, verificare o guardare, ma che tipo di indagini fa. Io che faccio giornalista di cronaca, i vostri sistemi di raccolta dati sono affidabili, valgono come prove, fate analisi predittiva, usate l'intelligenza artificiale per controllare le persone e uno nella cronaca, il giornalista che si specializza in questo deve verificarlo. E ci sono nella produzione, ci sono articoli molto brevi, ad esempio di presentazione dei bilanci trimestrali che vengono fatti in maniera automatica, sport regionale che viene fatto in maniera automatica, elezioni a livello locale, anche Repubblica era seguita in maniera automatica. L'ANSA, quando c'erano tutte le comunicazioni regionali sul Covid, preparava brevi con dei grafici, dei diagrammi per semplificare. Nella produzione appunto possiamo avere ChatGPT di cui si è parlato, c'è un programma che tu gli chiedi io voglio parlare dell'ultimo Gran Premio di Formula 1 e lui ti imbastisce un discorso in maniera tale che non parti dalla pagina bianca e poi controlli le fonti, metti qualche cosa di colore, la tua intervista, quindi può essere qualcosa che mi semplifica il problema di partire da una pagina bianca, però poi ci devo lavorare perché sempre di più ci saranno programmi che verificheranno se il tuo prodotto è stato fatto con l'intelligenza artificiale e se è stato fatto così magari viene escluso dai motori di ricerca, viene bannato come non qualificato e così via. Ci sono programmi per la traduzione in varie lingue, di pelle ad esempio, o programmi che ti producono delle foto. Certo, per il fotografo giornalista può essere un rischio. Tu quindi comunichi il linguaggio naturale e lui ti fa una foto anche artistica. Domanda questo chat GPT, quindi linguaggio naturale, e lui ti risponde. Ma lì fondamentalmente è una macchina che prende una marea di dati fondamentalmente aperti o comunque magari coperti da privacy, non necessariamente va a pagare l'abbonamento al New York Times, e hanno cercato di vedere quali sono le fonti con cui lui è andato, ha letto, oltre all'interazione con coloro che usavano il programma, dopodiché lui cosa fa? Collega parole con la parola successiva che probabilmente per il lettore ha un senso. E non è che capisce quello che scrive, ma scrive, genera un testo in linguaggio naturale per noi, che capisca. E ci sono stati casi in cui inventava le fonti, dava risposte arronzate, risposte ambigue.
o ti diceva non possono rispondere, però dovreste spegnere la suoneria, fare qualcosa del genere. Esatto, perché sennò... E questa cosa, e ce ne sono tanti di questi programmi, e si possono imparare proprio perché possono essere utili. Ci sono programmi per cui le sintesi delle partite dei video piccoli è il programma che ti seleziona il montaggio. Ovvio, questo può essere una posizione lavorativa, ma se io ho una piccola testata che ha pochi giornalisti e vuole ampliare l'offerta, magari posso usare intelligenza artificiale per dare moltissime notizie di brevi, seguire la cronaca locale magari sui social network del luogo, posso verificare, però posso aumentare la mia offerta. Il problema è se ho le risorse, l'intelligenza, la capacità, quindi non necessariamente negativo, però può mettere a rischio se uno non si fa travolgere da questi fenomeni. E poi c'è la distribuzione, che è altrettanto importante, perché la distribuzione tocca molto l'editore, cioè programmi di intelligenza artificiale che studiano il comportamento dell'utente e quindi sai le sue preferenze, quando fare apparire la pagina dei paywall, quando ti chiedono di pagare l'articolo, dopo 3 articoli gratis, quando tu l'hai affezionato a una cosa, capire le preferenze, analizzare. Mediaset usa dei programmi per capire come migliorare il palinsesto dei suoi programmi. Ad esempio, quando ci sono interviste noiose, riescono a capire dalle loro previsioni, proprio per migliorare questa relazione. Il fatto che tu hai una notizia e poi però viene trasformata per la testata dei bambini e quindi ci sono dei disegni, o ci sono dei video, o viene risintetizzata o tradotta in altre lingue. Sono tutte cose che migliorano la fruibilità della notizia per l'utente e per te è la possibilità di avere guadagni o dalla vendita del servizio o dalla vendita della pubblicità. Quindi per il giornalismo c'è sempre la responsabilità dell'approfondimento, della qualità dell'informazione, di offrire un'opinione, di fare giornalismo investigativo, verificare le fonti anche dei prodotti di intelligenza artificiale, studiare ovviamente i fenomeni legati all'intelligenza artificiale, lavorare sullo stile, sull'empatia con il lettore, sulla bellezza della scrittura, differenziare i punti di vista, perché la stessa notizia può essere offerta in molti modi, cioè può essere che una parte può essere fatta da un programma e il resto invece è il giornalista che sa toccare corde che per l'intelligenza artificiale che non aveva una vera capacità emotiva, empatica e così. C'è la necessità di una collaborazione sempre più con informatici nella redazione, conoscere i prodotti, assumersi l'onere di formarsi, ci sono molti corsi più o meno gratuiti, più o meno in inglese, ma anche di ricevere formazione, aggiornamento e sperimentare. Poi faccio vedere dei siti dove si può trovare il materiale, ma c'è un universo di offerta. Quindi come si è imparato, ad esempio, che uno se scrive un articolo deve verificare se poi un motore di ricerca lo raccoglie e quindi questa attenzione alla mediazione fatta dai motori di ricerca, perché sempre di più si lavora sul digitale e sempre più il giornalismo sarà sul digitale e quindi ci sarà lo scritto e questo, però abbiamo visto la notizia data oggi anche dall'Associazione della Stampa del Friuli Venezia Giulia che Bild ha scelto di tagliare molte posizioni lavorative, sottolineando che in futuro, puntando sempre di più sul digitale, avrà sempre bisogno di personale che sa usare l'intelligenza artificiale. Può essere che proprio le redazioni locali potrebbero essere ulteriormente, come dire, depotenziate perché le brevi locali possono essere automatizzate o gestite da molte meno persone. La collaborazione in team, saper inventarsi i lavori. Ci sono giovani giornalisti che hanno fatto giornalismo su TikTok o testate che usano Instagram e così via, cioè capire che ci sono luoghi di giornalismo, di informazione per utenti pubblici, dove magari anche usando prodotti di intelligenza artificiale si potrebbe avere. Però vi ripeto, occorre un approccio in qualche modo strategico, competente e soprattutto collaborativo. Occorre comunque una community che sappia gestire questo. C'è il problema della trasparenza. Trasparenza perché un programma come ChatGPT leggevo che molti dei dati che ha preso da siti che fanno disinformazione.
siti che non sono siti accademici, non di università, non di think tank tante volte, perché spesso quella produzione è a pagamento o comunque solo per i professori. Quindi come vengono addestrati? Questo c'è un primo di partenza. Come apprendono le loro competenze? Chiamiamole competenze, anche se sono la materia prima su cui loro hanno. Che metodi usano per elaborare? Poi secondo, come capire quando loro presentano un testo, una scelta, la ragionevolezza di questo e che fonti hanno usato? Posso reperirli? Sono fonti vere? Ci sono persone che hanno citato articoli inventati da programmi di intelligenza artificiale, ma non esistevano questi articoli. Anche sul Guardian sono stati pubblicati. Al Guardian chiedevano, ma dove trovo questo articolo che tu hai scritto, anche se sei giornalista? Dice, sarà dimenticato, ho cercato, non l'aveva mai scritto. Però, combinando cose, alla fine ha trovato questo escamotage. Allora si parla di allucinazioni, che possiamo chiamare errori, cioè che a volte c'è il rischio che ti inventi una risposta pur di darti una risposta. E quindi bisogna sempre verificare. In più c'è quello che chiamano bias, cioè tutti quei pregiudizi, distorsioni. Io quando feci la discussione di laurea, scusate se parlo di me, anche i miei compagni, i professori erano molto sorpresi perché fu come cabaret, perché continuavo a raccontare fattarelli buffi legati all'intelligenza artificiale, che è una cosa complessa ed è piena di pregiudizi, programmi che devono assumere e selezionare il personale, ma se guardano i dati passati, dove venivano selezionati solamente bianchi e maschi, continuerà a selezionare bianchi e maschi. Cioè, e bisogna vedere come li nutri, perché i pregiudizi si possono replicare, dove ti nutri, che dati dai. E queste sono tutte questioni di trasparenza e di qualità dell'informazione, soprattutto se poi viene usata, quindi da un lato perché il giornalismo vuole fare critica e dall'altro quando il giornalismo usa questo materiale. Quindi c'è creazione di contenuti di qualità, lavorare sull'esperienza dell'utente perché cambia e quindi capire come venire incontro, la capacità di guadagno, anche questo purtroppo c'è una dimensione imprenditoriale che fa parte del mondo giornalistico, una ricerca del London School of Economics che ha creato nel suo dipartimento di media un think tank che si chiama Polis, che ha creato un progetto che si chiama Journalism AI, Journalism AI, Artificial Intelligence. Nel 2019 fecero una ricerca su 71 testate di 32 paesi e quali erano i problemi limitanti. Al primo posto le risorse finanziarie. E rischio che le piccole testate abbiano meno risorse finanziarie. Wall Street Journal investono tantissimo. Mancanza di conoscenza di abilità, quindi occorre comunque una formazione, un addestramento per capire e vincere le proprie resistenze. Ma il terzo livello sono le resistenze culturali, le paure, uno è abituato a certe cose. Imparare a disimparare e voler imparare di nuovo non è facile. Però vi ripeto, un mondo competitivo, c'è fidelizzazione che è importante e questi aspetti qui sono fondamentali. Vi aggiungo alcune questioni che riguardano appunto le questioni etiche. Ve le lancio così, appunto. Ovviamente sappiamo che esiste tutto un mondo di internet, il cosiddetto dark web, dove si può vendere tutta una serie di prodotti, anche di spionaggio, di produzione di programmi che facciano fake deep, video che rappresentano personaggi importanti che fanno cose che non hanno mai fatto, costruire false informazioni per diffamare, per disinformare. Quindi la disinformazione è uno dei grandi temi per cui l'Unione Europea, soprattutto in questa situazione di nuova guerra fredda, è particolarmente importante. Sapere come proteggersi dalle bolle informative. Uno deve stare attento che se interloquisce sempre con un computer, il computer ti ha profilato perfettamente, rischi poi di informarti solo in maniera coerente con le tue curiosità. Quindi capire come imparare a rapportarsi con i mezzi di informazione in maniera intelligente. Il rischio del plagio, quindi che uno non si accorge ma sta copiando a man bassa senza saperlo. Il rischio della privacy, perché quanti dati vengono presi da questioni riservate, magari da banche date di ospedali e così via. Il rischio di furto di identità. Cioè noi
Con l'intelligenza artificiale in Cina hanno sperimentato un programma dove il giornalista che è presentatore è un avatar, con una bella voce, parla un inglese perfetto che rende Xinhua ancora più leggibile a livello internazionale. Quindi è vero che è una macchina, è un uomo bellino così, però ti permette quel servizio che non ha inflessioni linguistiche. Hai questi aspetti che possono avere un impatto o meno. Un giornalista che faceva podcast molto bravo e li leggeva con la sua voce, vedeva che risparmiava tempo clonando la sua voce. Quindi i suoi podcast, i suoi articoli vengono letti dalla macchina e lui continua a fare il suo lavoro. Quindi uno deve capire quali sono le cose ripetitive, inutili che faccio e quindi saper usare l'intelligenza artificiale. Ci sono ambiti che sono, sappiamo, i temi della sicurezza, la geopolitica gioca, tutti questi temi, come essere sull'intelligenza artificiale, stare su queste tecnologie di casa mia, ma anche a cui sono vedremo, anche qua non c'è tempo, ma una cosa che questa legge sull'intelligenza artificiale, questo regolamento dell'Unione Europea, vietare che la polizia nei luoghi pubblici sistematicamente raccolgono immagini delle persone, facciano riconoscimento facciale ed impedirlo nell'Unione Europea. In Cina questo non è vietato. Impedire tutta una serie di profilazioni, impedire la conoscenza di dati personali, come tutelare questo è una grande sfida e l'Unione Europea si trova nella possibilità di offrire a livello internazionale dei protocolli su cui si può convergere in maniera in qualche modo per consenso, non perché forzi. Vi cito l'ultimo esempio e poi vi mostro semplicemente questa semplice biografia. Esiste un Harassment Manager, che è un programma di intelligenza artificiale usato da giornalisti che scrivono e quindi hanno relazioni sui social, sui loro articoli, per filtrare tutta una serie di commenti violenti, sessuofobi, di odio, in maniera tale per evitare che lei li veda. Perché quando leggi una cosa, una minaccia, una cosa assurda, cioè ti turba, cioè è facile dire lo banno, ma intanto te lo sei letto. E come proteggere? Anche questo, cioè, davanti alla moltiplicazione di bot, di programmi che servono solamente per saturare, distruggere, fare attacchi di disinformazione, sono questioni importanti. Quindi anche la cybersicurezza si giocherà anche sull'intelligenza artificiale, perché più saranno gli attacchi, la quantità di dati che per disinformarmi, tanto più bisognerà gestire un sistema oppressivo in qualche modo, opprimente, di informazioni ridondanti e distorcenti. Vi mostro semplicemente, scusate, vediamo se scorre una. Allora, questo qui se volete dare una letta è semplicemente materiale introduttivo. Questo Maurizio Montagnolo è un ricercatore per centro di ricerca della RAI. Ah, ok. Non si vede? Ah, scusate. Proviamo. Aspetta, allarghiamo qua. Riproviamo adesso. Condividi. Condividi. Questo. Sì, però bisogna abbassare. Ecco adesso? No, niente, si pone sempre quello. Aspetta. Posso disconnettere e chiude semplicemente. Tu, aspetta, faccio così. Sì, abbassa quello e faccio semplicemente. Alla slide. No, si impone sempre quello. Si impone quello, niente. Chiedo scusa, è colpa mia. No, adesso troviamo una soluzione geniale. Forse esci dallo schermo. Sì, forse togliamo da condividere. Tornare lì e chiudere la X della condivisione dello schermo. Tira fuori di nuovo. Ecco, quello lì, clicca e interrompi. Sì, così dovrebbe. Ma si è proprio incantato. Niente, chiedo scusa, è colpa mia.
Sì. Eccolo, bravo. Bravo. Allora, semplicemente le trovate se googlate, non è che... Ecco, verissimo. E parla appunto di riclassifica un po' i prodotti di intelligenza artificiale, perché poi uno deve vedere il proprio bisogno, non è detto che non ne ha bisogno, però magari nella propria redazione serve. Uno si fa, cioè vuol dire anche per qualificare il proprio contributo, può conoscere. Alessia Pizzi ha scritto un bellissimo intervento sul sito dell'Ordine dei giornalisti con anche tutta una serie di strumenti che uno può andare a visitare. L'ANSA ha creato un osservatorio di intelligenza artificiale, ci sono un po' di notizie. C'è questo corso elementare di elementi di intelligenza artificiale, lo trovate citato in Alessia Pizzi. Poi qui si vede un po' meno. Esiste un network legato al centro Pulitzer che si occupa di vedere tutti i progetti nel mondo per obbligare alla responsabilità coloro che applicano e usano l'intelligenza artificiale. E vi ricordo c'è tutto il tema dei minori, cioè come tutelarli da forme di dipendenza e rischiare di sviluppare poco certe abilità cognitive. C'è questo Polis che vi dicevo che ha creato questo journalism AI. Tra questi c'è un giornalista che ha scritto 10 cose che dovresti sapere sull'intelligenza artificiale, che serve a demitizzare, però a responsabilizzare sulla questione. C'è c'è un elenco di prodotti che uno può andare a vedere, alcuni sono gratuiti e uno ci può, se attento, verificarli nelle vari ambiti, come uno può provare ChatGPT, esistono DeepI per fare immagini e così via. E quindi sono altre fonti dove uno può fare dei corsi online e così via. Ovvio ci sono offerte molto qualificate, adesso non faccio propaganda e promozione, però c'è il futuro del giornalismo e anche sapete che anche la nostra carta di doveri del giornalismo dovrà essere adattata per tutti questi cambiamenti anche in ambito dei nuovi rischi, delle nuove potenzialità, delle nuove responsabilità anche legate all'individuale. Io ho concluso, grazie dell'attenzione, ascoltiamo adesso volentieri il professore. Vediamo il cambio. Sì. Aspetta, prendo un bicchiere.